Pensiero del giorno, mercoledì 13 novembre. Farsi carico dei pesi degli altri. Le parole "amerai il prossimo tuo come te stesso", Vangelo di Matteo, capitolo 19, versetto 19, implicano una continua attenzione, perché la nostra natura ama se stessa. Spesso la cronaca registra calamità, terremoti, cicloni che mietono vittime, feriti, sfollati che rimangono senza casa. È molto diverso essere uno di loro che non esserlo. Inoltre, per quanto possiamo offrirci di aiutare gli altri, non siamo loro. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Tutto ciò che Cristo ci ha comandato va oltre la natura, ma non lo è nemmeno il dono che ci ha fatto della natura umana. Quindi il legame con il dolore del fratello, con la gioia o le preoccupazioni dell'altro è possibile perché la carità, che è di natura divina, si trova in noi. Con questo amore, cioè con l'amore cristiano, il fratello può davvero essere confortato e domani io potrò essere confortato da lui. È così che è possibile vivere, altrimenti la vita umana sarebbe molto dura, difficile e a volte sembrerebbe impossibile. Chiara Lubich, L'arte di amare. Parola di vita, novembre 2024. Lei, questa vedova, nella sua povertà ha messo nel tesoro tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Dal Vangelo di Marco, capitolo 12, versetto 44.